Noi chiediamo che a fronte di quello che è successo ci sia un piano d'azione straordinario per ricostruire le foreste della montagna veneta, innanzitutto per esboscare i fusti schiantati e fare in modo che chi lavora in montagna, chi fonda la propria attività economica sul bosco, il legno e la foresta possa avere un futuro. Quello che stanno facendo le altre regioni confinanti, che in Veneto ancora non si è visto. Così come abbiamo chiesto che la regione metta qualche soldo in più, non ha voluto metterlo nel bilancio del dicembre, aspettando miliardi dallo Stato e dalla Commissione europea che non si sono visti, e anche qui però non riusciamo a capire perché non si voglia tirar fuori qualche euro in più dal bilancio di questa regione per quei boschi, per quelle popolazioni.